Allora, da Adria con Federico Simoni, si può già dire che sei il futuro vice sindaco della Giunta Bobo o aspettiamo ancora qualche giorno? Dai, intanto godiamoci la vittoria, che è la vittoria di tutti, di tutta la squadra, una vittoria di tutta la gente che ci ha creduto da subito, dal primo momento. Poi non ho ancora visto i risultati definitivi, dobbiamo capire in quali seggi magari abbiamo guadagnato e quali abbiamo perso. Secondo me ha pagato molto questa campagna, molto tranquilla, lineare, soprattutto senza alzare mai toni, senza mai contro nessuno. Abbiamo fatto la nostra campagna e la gente ha scelto. È un grande risultato della squadra e ovviamente un grande risultato di Barbugliani, di Massimo Bobo, che si è dimostrato il più, che piace tanto, che piace ancora tanto alla gente. Quindi un grande risultato della sua Bobo Sindaco, anche la tua che nasce come una lista civica, anche se collocata a centrodestra, e Forza Italia che rimane fuori dal Consiglio comunale e un rappresentante della Lega. Credi che questa maggioranza sarà duratura? Sono assolutamente convinto che sarà duratura, perché è una maggioranza che al di là dei singoli dei partiti è veramente una gran squadra e quello che abbiamo messo insieme tutti assieme è, indipendentemente dal numero dei consiglieri, quella squadra che ha lavorato prima e che lavorerà dopo per proporre le soluzioni migliori per fare rilanciare la nostra città. Grazie, con Federico Simoni da Adria.